stiamo andando sempre peggio. Cioè così no, questo qua proprio non me l'aspettavo. Situazione tragica. Quindi chiediamo che ci sia da parte delle istituzioni locali e nazionali un impegno per salvare la ditta Berti. 47 posti di lavoro che stanno svanendo insieme a tanti altri del nostro paese. Non è più ammissibile questo, perché se continuiamo di questo passo nessuno avrà più lavoro e i nostri figli, visto che vedo persone e bambini qui, e i nostri figli non avranno più un futuro. Quindi dobbiamo lottare assieme per salvare i posti di lavoro e chiediamo che ci sia comprensione da parte vostra, seppur ci scusiamo del disturbo. Grazie a tutti. Succede qua come succede da tutte le altre parti, come non è giusto da nessuna parte. Sono tristissima per questo, io sono un ex dipendente loro, ma ancora di 10 anni fa e non me l'aspettavo. È una doccia fredda e sentire parlare dei miei ex colleghi come Claudio l'altra sera che diceva la data è proprio brutto. Sì, ma perché mette 9 dei mesi via. Non è più possibile andare avanti così, troppi posti di lavoro sono persi, oggi chi perde il posto di lavoro non lo trova più e lo sappiamo per esperienza, quindi è fondamentale salvare le aziende che hanno la possibilità di produrre come la Berti. Chiediamo alle istituzioni un impegno forte su questo. Vi invitiamo ad andare tutti sulla pagina Facebook di Noi di Favaro Veneto e leggere i nostri post. Condividete, cliccate mi piace, state con noi. lasciamo stare le istituzioni, cioè qua a questo punto è aiutati che Dio ti aiuta, quindi io credo che la solidarietà delle persone venga fuori sempre. È chiaro che quando un'azienda funziona, quando va avanti, c'è tutto l'indotto, cioè lei dopo va a comprare il pesce qua, va a fare la spesa di là. Sono convinta che soprattutto qua in Veneto, che è una zona produttivissima, queste cose le conoscano tutti, le abbiano più o meno vissute o vissute i parenti o gli amici, conoscenti, e che quindi la solidarietà a questo punto deve essere la carta vincente, perché effettivamente quando le persone si aiutano si entra in una sorta di sinergia tale per cui a un certo punto c'è una sorta di orgoglio, anche orgoglio diciamo così regionale. Quindi partecipare economicamente, dice lei? Partecipare economicamente, partecipare con l'informazione, partecipare con la sensibilizzazione, perché sono sinergie positive, si innestano poi in altre sinergie, perché altrimenti a lamentarsi e sperare che le istituzioni, che sono talmente lontane ormai dalla nostra realtà, perché diciamocela proprio tutta, cioè noi prendiamo degli stipendi ridicoli tutti quanti e chi ci governa prende degli stipendi che noi non prendiamo neanche in un anno, e come possono loro confrontarsi con noi? Come possono capire noi che andiamo a fare la spesa, che selezioniamo quello che dobbiamo comprare da mangiare o quello che dobbiamo prendere per i figli o per i nipoti?